riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre, noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazzo, ciao, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Figli delle stelle, figli delle stelle, figli delle stelle, siamo noi. Grazie, grazie mille e benvenuti a questa terza edizione del Daphne & Friends. Come sapete, questo è un programma che è una costola un po' del programma Mille Voci, prodotto e diretto da Gianni Turco, e anche il Daphne & Friends è prodotto e diretto da Gianni, che saluto e a cui mando un bacio e che mi seguirà attentamente nel corso di tutto questo speciale. Bene, vorrei ringraziare tutti voi che siete qui, tutti quelli che ci seguono da casa, ringraziare già da subito tutti coloro che si avvicenderanno insieme a me nel corso di questa puntata per
cantare insieme, divertirci insieme. E ringrazio due persone in particolare che sono Roberta Faccani e Giordano Tittarelli, che ci stanno seguendo da casa. Loro sono due persone che mi vogliono bene. Noi ringraziamo tutte le persone che ci vogliono bene, che ci seguono. In realtà ringraziamo anche quelli che non ci vogliono bene. Perché in realtà poi le persone che non ci vogliono bene ci sono da stimolo per migliorare, no? E crescere e andare avanti. Però loro sono due persone particolari alle quali sono legata, soprattutto Roberta è l'ex cantante dei Mattia Bazar e Roberta e Giordano hanno scritto due brani per me e uno voglio subito presentarvelo. È un brano del quale mi sono subito innamorata perché parla proprio di queste storie d'amore che durano tanto nel tempo e parla di questo amore che a volte è difficile mantenere questo sentimento attivo, no? E vivo all'interno delle coppie. Immagino che molti di voi saranno d'accordo con me. Quindi ci sono dei momenti anche difficili dove non ci sono queste farfalle nello stomaco, perché l'amore poi diventa una scelta, un atto di volontà di stare insieme. E a volte in questi lunghi percorsi di storia d'amore questo amore un po' viene e un po' va, ma quello che mi piace pensare è che c'è una frase di questa canzone bellissima che dice riscoprirci più forti nella quotidianità e quindi facciamo in modo che sia proprio la quotidianità a rendere forte il nostro amore. Quindi di Roberta Faccani e Giordano Tittarelli, l'amore viene e va. Fragile come la neve, instabile come un ricordo labile, come il dolore che trascino dentro senza troppo sentimento, sterile come tradirsi, futile per poi sentirsi inutile e rifacciarsi un passato ormai vissuto ed un futuro immaginato. A noi non rimane che un senso di follia e smarrimento di una storia che non va, perché a volte si sa senza tanti perché, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va. Facile come restare immobile senza inventarsi regole e ritrovarci stretti in un abbraccio che ci fa tornare a credere. In noi non rimane che un senso di stupore e di incanto di una storia che ora c'è, occhi persi negli occhi, riscoprirsi più forti nella quotidianità, senza tanti perché, senza troppi chissà, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va, via, via. Ironia della vita che non è mai finita, se l'amore viene e va, sì, l'amore viene e va, sì, l'amore viene. Grazie, grazie. E grazie
a questo splendido corpo di ballo della Lucy Dance. Andiamo a conoscere il nome di queste bravissime ballerine che mi accompagneranno nel corso di questa puntata. Ilaria. Chiara. Asia. Giulia. Claudia, grazie. Ogni tanto mi vedrete venire qui vicino a voi perché dobbiamo lasciare tempo ai nostri preziosissimi tecnici di sistemare lo studio per i Friends e quindi iniziamo subito con i primi Friends di questo programma, di questo speciale. Bene, però per presentarli io devo un po' tornare indietro nel tempo, perché quando io ero ragazzina ascoltavo le loro canzoni, ero innamorata delle loro canzoni e le canticchiavo tutte. Quest'anno, nel giorno di Pasqua, parlavamo di di Mille Voci, del Daphne and Friends, insieme a Gianni a pranzo. A un certo punto Gianni prende il telefono e fa una telefonata e telefona a Ivano e io pensavo stesse telefonando per fare gli auguri di Pasqua. A un certo punto sento che contrattano, parlano della possibilità di fare un duetto e io adesso ho cominciato a sentire che c'era un po' puzza di bruciato. Ivano è stato molto carino perché ha detto a Gianni: beh, non è male quest'idea di fare il duetto, però noi questa ragazza la dobbiamo sentire, devo valutare. Bene, mi è andata alla grande perché questo duetto siamo veramente riusciti a farlo, lo abbiamo presentato già nell'edizione 2019 di Mille Voci ed è con un enorme piacere che anche quest'oggi, in questa trasmissione, ho la possibilità di ospitarli. La mia famiglia quindi hanno accettato di farmi entrare nella loro famiglia, la mia famiglia si è ingrandita e adesso ho una maggiore schiera di cugini! Ma che bella! I cugini di campagna! Buonasera a tutti. Che bel pubblico che hai un pubblico bellissimo. E anche il vostro, grazie, mi sono messa un po' in tinta, vedi, ho cercato di adattarmi un po' a questo vostro modo di... È andata di... No, ma tu sei più bella però. Io ti ringrazio moltissimo, bene, quindi per voi che siete qui, per tutti gli amici che ci seguono da casa, con enorme piacere e commozione, sperando di non piangere nel corso di questa canzone e di tutte le altre che farò in questa puntata. No, sei brava. Grazie a voi, anima mia. Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì, col viso in alto di chi il mondo sfida e tiene ai piedi un uomo con un sì. Come un ragazzo me ne innamoravo.
notte. E poi mi dava i calci dentro il letto. C'è ancora il suo sapore qui con me. Ok, sulle mani, tutti, vai! Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. Avrei soltanto voglia di sapere, non cercarmi che fine ha fatto e chi sta con lei, non pensarmi se sente ancora freddo nella notte, se ha sciolto i suoi capelli oppure no. Più forte di prima adesso, ma tutti! Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. Grazie! Grazie! Ma grazie! Daphne, meravigliosa! Ma che emozione! No, beh, No, guarda, è un'emozione incredibile. So che siamo tutti pervasi da questa emozione che riuscite a trasmettere con le vostre canzoni. Io poi sono contentissima di aver potuto fare questo duetto, ma voi veramente grazie. avete delle canzoni che parlano al cuore, perché parlano di quei buoni sentimenti. In questo di cui... caso parla all'anima, comunque va bene. Sei Perché grande, parlate bravissima. d'amore, quindi è una cosa... Ha il timbro adatto ai cugini di campagna, perciò non soltanto il vestito, ma anche il timbro. Oh, vedi, mi sono adattata. Beh, non dire così che poi io mi allargo e ne voglio fare un'altra. No, Andiamo stai avanti. bene così, non t'allargare. Bene, allora, adesso che siete qui, noi vogliamo ascoltare un altro dei vostri grandi successi, perché sfruttiamo l'occasione, non è che dici, faccio questa cosa e vado via. Vai via dopo? Hai ragione, no, questa volta però abbiamo fatto una cosa nuova, nel senso che tutte le volte che giriamo il mondo, eccetera, cioè, ovunque si vada, ogni volta che entriamo in qualche tipo autogrill, queste cose, ci chiedono, arriva sempre uno almeno che fa: Ivano, senti un po', ma ci spieghi una cosa? Ma anima mia, che fine ha fatto? È tornata o non è tornata a casa? Allora abbiamo detto, facciamo una bella cosa, scriviamo una canzone che risponda a questa domanda, e abbiamo scritto questa. Infatti, se anima mia dice torna a casa tua, il continuo dice ti ho sognata mentre stavi ritornando. Oh, Hai capito? vedi che c'è il nesso. Vedi, grazie. Allora, diamo questa risposta. E vorrei, oltre alla gioia di aver partecipato con anima mia a questo duetto favoloso con Daphne, bella e buona, nel senso buona, gentile, vorrei presentarvi anche un pochino gli altri, perché Certo, parlo sempre io, vero. ma è il mio compito. L'altro compito è quello contabile dell'avvocato, mio fratello Silvano Michetti.
Poi c'è alla mia sinistra l'arrangiatore, bravissimo musicista. Lui ha suonato 12 anni al conservatorio, veramente non gli hanno mai aperto, intendiamoci, però poi gli hanno dato il diploma. Bellissimo come il sole, ho il piacere di presentarvi il maestro Tiziano Leonardi. Una voce meravigliosa che ha voluto donarci il cielo è quella di Daniel Colangeli. E per tutti voi, i cugini di campagna in Ti ho sognata, i cugini di campagna! Di notte gli amori ritornano e nella mia mente consapevolmente ci sei. Il vento accarezza il mio volto, tra luci abbaglianti di stelle cadenti tu sei come una preghiera che diventa poesia, imploro il tuo sguardo distante che venga da me. Ti ho sognata mentre stavi ritornando e il tuo profumo era parte di me. Ti ho baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però, e sussurrarti che ti cerco ogni momento, in ogni mio pensiero che mai si spegnerà, volando libero e lontano. Il tuo sorriso arriverà tra le mie braccia che aspettano solo te. Ti ho sognata mentre stavi ritornando e il tuo profumo era parte di me. Ti ho baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però. Tiziano!
grazie mille, ci vediamo per la prossima edizione di Mille Voci, Sempre, vi aspettiamo, sempre. grazie. Ciao, grazie a voi. I cugini di campagna. Un grande momento, quindi questi grandi Friends ci hanno proprio allietato e ci hanno emozionato, io sono contentissima. Nell'andare avanti in questa mia storia, ho il piacere adesso di presentarvi un brano che è un inedito, ed è un inedito scritto da Adelmo Musso, che è stato anche arrangiatore di molti dei brani che sono contenuti nel mio primo disco. E questo brano invece sarà, come gli altri che sentite questa sera, sarà nel mio prossimo disco che uscirà verso la fine dell'anno. Questo è un brano inedito, mi piace pensare che sia un brano vecchio stile sanremese. Devo dire vecchio perché lo stile sanremese, quello che conosco io, con cui sono cresciuta e forse anche molti di voi, era quello della canzone melodica. Quindi la bella canzone melodica d'amore. Oggi non si può più dire così perché i generi sono molto cambiati, quindi non si può più parlare dello stile sanremese, ma questa invece è proprio così. Ed è una canzone d'amore. Una canzone d'amore, mi piace molto il titolo di questa canzone perché questa coppia che si incontra, questo amore vissuto tra loro, è il respiro del mondo, accompagnata da Danilo Iannacci, Emanuela Rosati e Fabio Poli, che ringrazio per questa partecipazione qui, questo speciale. Noi ci conosciamo da molti anni, quindi sono molto contenta di poter condividere con voi questa esperienza, per voi qui, per voi a casa, il respiro del mondo. Se vuoi sarò sempre pronta a difendere se c'è fra noi qualche cosa in cui credere. Tra le pieghe del cuore cercherò e poi vedrai. Ci sarà un cielo limpido e i dubbi ormai son gabbiani che volano, ali al vento che il sole bacerà e vita sarà che ci avvolgerà. Se vuoi sarò sempre pronta a comprendere la vita in due. È una strada difficile, dove arriva che importa se ci sei. Ora che siamo il respiro del mondo, tu accendimi, oltre il confine che bagna i miei occhi, raggiungimi. L'universo si muove dentro noi, dimmi che per sempre ci sarai.
mari sarò, mare e porto per noi. Ora, la cosa più difficile, io lo dico tutte le volte che facciamo il Daphne and Friends, è riuscire a non commuovermi perché poi mi cala il trucco. Perché sono momenti ricchi di emozione, perché io ho avuto il piacere, l'onore, la fortuna di condividere delle esperienze con degli artisti bravissimi, stupendi, che io conoscevo di fama, ovviamente non avevo mai avuto con alcuni di loro il piacere di conoscermi direttamente, poi siamo riusciti anche a cantare insieme, quindi figuratevi l'emozione. E sono emozionata nel presentarvi l'ospite femminile di questa edizione del Daphne and Friends. E perché sono emozionata? Perché lei mi fa pensare alla mia mamma, che non c'è più, perché quando noi tornavamo da scuola, noi guardavamo la televisione, c'era un programma su Rai 2 di Paolo Limiti, e noi guardavamo questo programma insieme a mamma, commentando, anzi dovevamo anche insomma studiare mentre si guardava la televisione, era tutto un po' insieme, un insieme di cose fatte mentre si guardava questa trasmissione. E lei era lì e io la guardavo, la conoscevo, mia mamma la adorava per come cantava, io non avrei mai pensato, figuratevi sperato, di riuscire a duettare con lei. E invece ho l'enorme piacere di avere qui con me Giovanna! Grazie! È esagerata, esagerata. Grazie infinite, grazie. Non ho parole. Favolosa. Lei, pensate, insomma, ha fatto anche un viaggio per venire qui a fare questa... No, l'unica cosa che ho fatto il viaggio, non ho trovato un parrucchiere, guarda i capelli. Sei una disgrazia, una disgrazia. È arrivata col treno per questa occasione. Proprio ripartirà per me, quindi io guarda, veramente sono ancora più contenta e onorata. Grazie. Solo che Giovanna ha dovuto in qualche maniera sottostare alle richieste del turco, perché chi lo conosce lo evita. Una disgrazia come non trova il parrucchiere. Perché? Vabbè, però è un amico. È un amico, infatti hai accettato di partecipare grazie a lui, alla sua richiesta, però ovviamente non è che Gianni dice senti ti va di fare questa cosa e poi tu decidi in autonomia che cosa cantare. Ti impone. Era stata un po' un'imposizione, che è un'imposizione abbastanza facile, perché ha chiesto una canzone che è del tuo repertorio, perché io ti ho sentito cantarla moltissime è una delle più belle volte. canzoni napoletane conosciute in tutto il mondo, tutti l'hanno incisa tutti, quindi non potevamo non fare anche noi questa prova, quindi dopo aver preso ripetizioni, lo dico tutte le volte, della lingua napoletana da Gianni Turco, perché ci tiene che io dica che è una lingua, quindi dopo aver preso ripetizioni di questa lingua napoletana ci cimentiamo in questo brano con enorme piacere. Quindi... Lo dedichiamo a tutti gli telespettatori, ma soprattutto a quel disgraziato di Gianni Turco. Gianni! Torna a Sorrento, va! Ciao! No. Quando sei arrivata? Io non t'ho vista. Tu, perché tu eri già preso. Io sono Ma tu sei trasparente. Eterea. Sono eterea, efeba e filiforme. Sei leggera. Tutto quello che perdono gli altri me lo metto tutto addosso io. Mangio come un lupo e però sono felice. Però guarda. devo dirti grazie. Grazie. Perché oggi in particolare tu hai fatto un gran sacrificio. No, sono felice di averlo fatto prima di tutto Perché sei spartita alle 10 di stamattina, arrivata all'1:10 e devi ripartire con 20 alle minuti 5. di ritardo. Quindi, per cui velocissima, rapidissima, cantate questo sul torno a Sorrento. Va. Grazie. Ecco, già, Grazie. torna a Sorrento.
Guarda quanto è bella, ispira tanta sentimento, come tu a chi tiene a mente, casciatato fai suonare. Guarda qua chi sto giardino, sente sti ciura arancia, nu profuma così fina, rinto cuore se ne va. E tu dici parto a Dio, da lontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, pieno cuore non torna. Tesoro te non funna, chi ha girato tutto il mondo, nulla vista con macchia. Guarda torna sti serena, che te guardano incantata e te vanno tanto bene, te potessero basare E tu ricevarti a Dio, t'allontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tiene cuore non torna. Ma non me la sa, non darmi sto niente, torna sorriente, fammi campare. Ma non me la sa, non darmi sto niente, torna sorriente, fammi Ma grazie! Ma chi è che scrive queste canzoni oggi? Ma grazie! Grazie. Ora, voi dovete sapere che Giovanna, oltre a essere una bravissima cantante, è anche un'editrice, un'autrice, quindi scrive anche delle bellissime canzoni e io ovviamente ho chiesto, dico scusami, una volta che hai fatto tutto sto viaggio, il treno, adesso ci Posso fai... dirvi? Allora, questa è l'ultima canzone che io ho scritto insieme a un mio amico, Luigi Mosello, ed è una canzone secondo me attuale, perché dice: ma meglio una donna che cammina sola piuttosto che avere un uomo che non ti ama. Questo, Assolutamente sì. Andate a cercare anche il video di Giovanna, perché io ho visto il tuo video bello, anche sì. con questo signore che passava ogni tanto. Era un mio amico, poi... era un mio amico. Era un mio un amico. attore ad hoc scelto Sì, per sì. l'occasione, bellissima. Quindi, Grazie. grazie. Giovanna ci regala Ma meglio una donna. Giovanna! Grazie.
Passa lento questo tempo quando non ci sei, ma l'attesa è come un brivido che abita in me. Emozioni e poi rinchiudersi come in un guscio, per sparire e ritornare solo quando vuoi. E catena forse un filo che mi lega a te. Se si spezza non so proprio come dirtelo. Come fare per rinascere senza paura di dover amare come un vortice. Prende il cuore e fa volare, entra dentro e fa soffrire, gioca nella mente un'esigenza. Ma meglio una donna che cammina sola, senza maschere, senza orizzonti bui, senza giri di parole per sapere se il suo amore è vero, un'abitudine. Ma meglio una donna che cammina sola e non ascolta quelle voci troppo addosso che le fanno male, non solo dentro, che lasciano il segno come un marchio indelebile. C'è una porta che mi aspetta, c'è una vita da scoprire, un respiro e scappo via, non cercarmi più. Sarò un'altra testa alta incontro al mondo io, non potrai e non dovrai parlare più di me, né di quelle sere senza le carezze, ma con l'amore a tutti i costi non è amore. Prende il cuore e fa volare, entra dentro e fa soffrire, gioca nella mente un'esigenza. Ma meglio una donna che cammina sola, senza maschere, senza orizzonti bui, senza giri di parole per sapere se il suo amore è vero, è un'abitudine. Ma meglio una donna che parla da sola e non ascolta quelle voci troppo addosso che le fanno male, non solo dentro, che lasciano il segno come un marchio indelebile. C'è una porta che mi aspetta, c'è una vita da scoprire, un respiro e scappo via, non cercarmi più. Meglio una donna che parla da sola e non ascolta quelle voci troppo addosso che le fanno male, non solo dentro, che lasciano il segno come un marchio indelebile. Prende il cuore e fa volare, entra dentro e fa soffrire, gioca nella mente un'esigenza. Giovanna! Ma meglio una donna, no? Grazie. Grazie Gianni, a presto. Grazie. Grazie. Giovanna. Arrivederci. Grazie. Ciao Giovanna. Ciao. Bene. Respiro. Andiamo avanti, perché io ho un altro ospite adesso. Qui la serata è ricca, Ho un ospite che è un musicista e anche lui ha partecipato agli arrangiamenti di alcuni brani che voi state ascoltando in questa occasione e che saranno contenuti nel mio prossimo disco. E noi ci siamo conosciuti, in realtà ci siamo rincontrati dopo tanti anni, ma ci siamo conosciuti anni fa perché io l'ho incontrato in un locale vicino casa e ho scoperto che eravamo vicini di casa. Poi mi è capitato di andare nel suo studio per registrare una cosa teatrale, ma stiamo parlando di anni e anni fa. E poi invece stiamo proprio collaborando insieme e io sono felicissima di averlo qui con me e di cantare con lui. Lui è Angelo Petruccetti! Grazie!
Grandioso. Oh, vedi? Bene. Sono felice di essere qui con te, insomma. Anch'io, moltissimo. Ho lasciato la mia partner musicale a casa e faccio una fuitina, vado da Daphne questa sera. Perché lo avrete riconosciuto, Angelo non solo è un arrangiatore, un musicista, ma è anche un po' un erede in qualche modo direi di sì, di Little Tony, perché lui porta con la Little Tony Family e quindi con Cristiana Ciacci, che salutiamo, che è la figlia di Tony, ha raccolto l'eredità di Little Tony e portano in giro per l'Italia e per il mondo la sua musica e quindi tengono viva la musica di Tony. Oggi Cristiana non è con noi perché oltre a essere la figlia di Little Tony, essere una cantante, una ballerina, quindi, insomma, è mamma di 5 figli, quindi ce n'era uno che aveva l'influenza. Esatto. E noi ci dispiace, ma siamo noi ci divertiamo lo riorganizzati. stesso. Per te è un problema? No, assolutamente. Cristiana, non ti preoccupare. Cristiana, andiamo avanti. Avanti. Io, Angelo ed io adesso dovevamo decidere cosa cantare insieme, ci siamo guardati, allora lui ha tirato fuori un po' una vena rock del mio modo di cantare in alcuni arrangiamenti. Siccome ti ho vista abbronzata. Mi ha vista abbronzata e io gli ho detto: Angelo, però pure tu hai questo modo di cantare così black, no? Così scuro, e quindi io e te dobbiamo proprio cantare. Io non sono nero come te, però. No, ti dovevi fare una lampada. Tu hai la pelle nera, però. Io ho la pelle nera. Tu hai la pelle nera, quindi io ci sta tutto. Io vorrei la pelle nera. Ecco. Dimmi Wilson Pickett, dimmi tu James Brown, questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown? Io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, e penso che sia soltanto per il mio colore che non va. Signor Faust, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico cara, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Carissimi estinti, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà. Ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se vi è tutto un affare di razza e colore come qui, come qui. Modo vorrei la pelle nera, 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 vorrei la pelle nera, 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 vorrei la pelle nera, 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 vorrei la pelle nera, 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 nera. Poi vorrei stare laggiù, a pizzare a New Orleans, ascoltare il Mississippi, fare a pugni con gli amici, tutti neri e musicisti, saper suonare la tromba, poter parlare l'inglese, l'italiano
mano non funziona per questa musica qui. Poi vorrei poter gridare yeah, 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 yeah. Ecco perché io vorrei la pelle nera. La fatica, eh? Spero vivamente che l'energia che stiamo vivendo qui in studio arrivi anche a voi che siete a casa, perché veramente con questa musica, con questa bella musica e con questi compagni di viaggio Ci sta tutto. Sì. Il divertimento è la musica, no? Benissimo. E stare bene. Bravo, però io sono un po' furba. Perché? Quindi io adesso ti lascio da solo, così maripio, si dice a Roma, perché noi vogliamo ascoltarti in uno dei brani che tu porti nei vostri concerti, no? Quando andate in giro con la Little Tony Family, tu canti un brano che era di Tony che vorrei tu riproponessi qui per noi. È un brano di Peppino Gagliardi, sì? Che Tony ha portato al successo, e la canzone è T'amo e t'amerò. Ma che caruccio, grazie! Non dovevi dirlo davanti a tutti. Angelo Petruccetti! Se tu, dopo aver amato invano, non vuoi più amar nessuno, perché dimentichi anche me. Se tu non vuoi più amar nessuno, vieni a stringere la mano ti legava un giorno a me. Le lacrime che ho versato per te sono lacrime d'amore, perché t'amo e t'amerò, perdutamente t'amerò. Il sole luce avrà, finché vivrò, perché io voglio averti solo per me.
Grazie. Angelo Petruccetti, grazie. Grazie Angelo. Grazie a voi, grazie a te. Grazie Ci mille. vediamo. Ciao, Ciao a Angelo, tutti. ci vediamo a Mille Voci. Il prossimo brano è un brano che ha proprio arrangiato Angelo Petruccetti e vi dicevo ha tirato un po' fuori questa mia vena rock. È un brano scritto da Roberta Faccani e Giordano Tittarelli, che ringrazio sempre moltissimo, perché Roberta con questo brano è riuscita a tirar fuori questa caratteristica mia vocale che non pensavo veramente di avere, quindi un po' meno melodica, quindi la ringrazio. E in occasione di questa canzone devo dire che io lo dico sempre, io sono molto fortunata, io sono una donna fortunatissima perché posso fare questo, perché lo sto facendo, perché ho sempre sognato di farlo e mi è capitato grazie a Gianni Turco di poterlo fare, e in questa fortuna ho avuto anche la possibilità di cantare dei brani inediti, ma c'è la chicca, ho fatto anche un videoclip. Ora, abbiamo girato il videoclip su questa canzone e è ancora un provino perché lo stiamo editando e sistemando per poterlo promuovere anche in tutte le piattaforme digitali, quindi sarà pronto probabilmente verso il mese di novembre, però abbiamo una piccola anteprima. Ora ho insistito io in realtà perché ho detto Gianni però Madonna un po', tanto per farlo vedere in occasione dello speciale, diamo questa piccola anteprima per far capire un po' qual è il tipo di storia che viene raccontata all'interno di questa canzone. Quindi lui ha accettato questa proposta e quindi oggi io vi canto questo brano e avrete modo di vedere solo alcune immagini di questo videoclip. Ma se mi dici... Sola in una stanza, pesa la distanza e della tua incoerenza non ne posso più. E tu m'hai fatto male, m'hai spaccato il cuore e alle tue parole ci credi solo tu. Ma se mi dici quanto mi piaci, sento sciogliermi e la testa vola via. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che mi ritufferei nel tuo mare di dolcissima follia. E tu non sai che farne delle mie domande, ma costa quel che costa la tua libertà. E vorrei gridare che non sei d'amore, e invece il tuo sapore no, non va più via. Ma se mi dici quanto mi piaci,
Grazie. Devo dire che mi diverto molto, si vede. Mi diverto molto e mi sono appassionata a questo nuovo genere musicale, quindi sono molto contenta della realizzazione di questo brano. E ho una sorpresa. Io adesso lo chiamo perché la sorpresa è che io qui ho il protagonista di questo videoclip, che l'ho fatto vedere a qualche amica e capite che mi hanno guardato e detto: ma sto bonazzo chi è? No? Quindi adesso anche le signore qua che hanno visto, no, questo arrivare, quest'uomo distinto all'interno di questo videoclip, si sono chieste chi fosse, e io l'ho qui con me perché voi dovete sapere che lui non è un attore, è un cantante, è un autore, è stato prestato in qualche modo a questo videoclip, sempre perché a Gianni Turco non si può dire di no. Quindi abbiamo qui il nostro Stefano Borgia! Che spettacolo! Buonasera. Ci siamo divertiti tantissimo. Ci siamo divertiti tantissimo. Cominciamo a svelare i dietro le quinte. Allora, a un certo punto gli ho detto: Ste, deve essere una cosa credibile. Quindi ti devi immedesimare, mi devi prendere la mano, dobbiamo fare la passeggiata mano nella mano. Stefano, ma guardate, mi ha detto: manco alla mia compagna la porto in giro mano nella mano, mo mi tocca fare sta cosa con te che ti porto. Dico: no, dobbiamo fare una cosa credibile, e siamo stati bravini, perché è venuta proprio carina. Però sfatiamo questa cosa, perché invece nell'amore è bello, anzi avere queste attenzioni verso la propria partner, no? E il proprio partner, anche donne, no? Perché così l'amore rimane sempre vivo. Ecco, bene, quindi grazie Stefano. Siamo stati all'hotel Lido Garda, che ringraziamo, che è stata la location di questo video, e ho avuto il piacere di conoscere quest'uomo. Ora dovete sapere che anche, oltre a essere belloccio, lui è anche proprio molto 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 bravo, perché è un bravissimo cantante ed è un bravissimo autore e ha delle esperienze anche importanti, perché il nostro Stefano ha fatto Sanremo. Sì, sono passati tanti anni, 85, e poi sono arrivato secondo al Festival dell'89 con Sei Tu. Sei arrivato secondo al Festival dell'89, ma non solo sei arrivato secondo che tu cantavi, ma sei arrivato secondo anche come autore. Anche come autore, sì. Come autore, perché lui ha scritto per dei grandissimi interpreti della musica italiana. Tu hai scritto per Mina, hai scritto Portati Via, tra l'altro un brano che per ha lei, quindi, e Amedeo Minghi, per Amedeo Minghi, quindi voglio dire, per tanti. E per Toto Cutugno. E hai scritto questa canzone per Toto Cutugno, nell'89. Anche questa ha fatto il giro del mondo, è stata cantata in tante lingue, ma il sentimento poi è uno solo, perché è quello è il sentimento forse più importante, è quello verso la mamma, quella che ci mette al mondo e ci accompagna poi per sempre, per tutta la vita. E questa canzone che ho scritto, infatti, l'ho dedicata a lei quando la scrivevo, ma poi a tutte le mamme, no? E quindi stasera noi l'ascoltiamo stasera, esatto. Questa canzone dedicata a tutte le mamme, alla tua, alla mia, a me che sono mamma, assolutamente, a tutte le mamme che sono qui presenti, guarda quante sono, a quelle che lo diventeranno domani, a tutte quelle che ci seguono, a tutte le mamme che ci seguono. So che tu abbiamo organizzato, vedi, lo studio proprio per metterti a tuo agio, perché noi abbiamo Stefano, oltre a essere un cantante, è anche un musicista, però in questa occasione ti sei fatto... Brava, ti ho fatto una sorpresa, mi sono fatto una sorpresa, ecco. Invece di suonare come faccio sempre, mi sono portato il maestro Gagliano, che adesso lo presento. Quindi eccolo prego qua. Maestro. Eccolo qua, Antonio Gagliano, ciao carissimo. Salve, grazie. Lui fa parte della mia band, sai che io sto raccontando anche Roma nelle mie canzoni, no? Adesso ho avuto una collaborazione importante con Maurizio Battista, ho fatto il Foro Italico, il Teatro Olimpico con lui, quindi ho raccontato Roma
e lui fa parte della mia band che si chiama La Band della Magliana, che non è la banda della Magliana. Non cominciamo a capire male. È la band, perché La band. nelle periferie sia di Roma che di tutte le città d'Italia non nascono solo queste cose, ma nascono anche tante belle cose con la musica, perché la musica unisce e cementa i grandi sentimenti, e questa canzone... Quindi noi adesso ovviamente non ti mandiamo via testimone. senza averne avuto anche un assaggio, per cui tu adesso ci canti Le mamme e la dedichiamo a tutte le mamme, però poi ci vai anche a dare un assaggino di questa tua passione per la nostra città di Roma, quindi noi ti sfruttiamo proprio fino in fondo, bene. Ok? Quindi il nostro... Dimmi, Posso Stefano. dire una cosa? Certo. Prima di Le mamme, grazie al maestro che mi farà un sottofondo musicale, voglio raccontare questa poesia che ho scritto per mia madre, che purtroppo se n'è andata via, e quel giorno che se n'è andato ho scritto questa poesia che si intitola L'angelo custode, e dico al mio angelo delle cose che ti faccio ascoltare adesso in romanesco, e poi ti canto Le mamme. A voi, con grande piacere, con onore, Stefano Borgia! Da quando che mia madre mi ha lasciato, io ogni sera parlo all'angioletto. Lui mi sta accanto da quando sono nato. Praticamente lui di me sa tutto. Gli dico, chissà le volte che tu mi hai salvato da una disgrazia brutta, un incidente. E quante volte poi mi avrai aiutato a fare la cosa giusta, a essere più forte. Ma adesso io ho un dubbio che mi rode, io ho una cosa che mi fa sta in pena. Lo so che tu sei un angelo custode e sei legato a me da una catena, ma tu c'hai l'ali e poi vola all'inarto. Lasciami perdere, staccate da stomo, va da mia madre e sta con lei lì accanto, e die quanto mi manca e quanto l'amo. Così con le preghiere che gli manno la fai riposare in pace, angelo mio. Solo per questo a te mi raccomando, che a sta vitaccia mia ci penso io, a sta vitaccia mia ci penso io. Due braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Lei aveva 1000 modi buoni per svegliarmi quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo mentre le guardavo i piedi, questo angelo perché non vola? Le mamme sognano e invecchiano, le mamme si amano, ma loro ti amano di più. E così piccolo io avevo affrontato il mondo, guai a chi si avvicina e chi me la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. E mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano e invecchiano, le mamme si amano, ma loro ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quei treni sulla ferrovia. Parlano e sognano d'un figlio che è lontano davanti una fotografia.
Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali e questi anni se ne vanno via. Tu pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri, che malinconia. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma loro ti amano di più. Le mamme sognano e invecchiano, le mamme si amano e loro ti amano di più. Ti amano di più. Di più. Il mio amico Antonio che mi accompagna nelle serate che facciamo un po' in giro qua e là, però poi ce ne andiamo in giro qua e là, ma ritorniamo sempre a Roma, perché Roma è la mia città, Roma è la città dove sono nato e per la quale ho scritto questa canzone che vi faccio ascoltare e si intitola proprio Son nato a Roma. Son nato qui, son nato a Roma. Non so se sta storia è uguale in tutte le città. Stammi a sentire e dimmi se un po' la pensi come me. Son nato qui, son nato a Roma, città decore e generosità. La gente qui è tanto buona, però sta attento, non t'approfitta. Son nato qui e questa è Roma, l'unica donna che non te lascia mai, come mia madre me l'assomiglia, non la tradisco e non la scordo mai. Son nato qui, son nato a Roma e quanto l'amo solo Dio lo sa. Città decore, la gente aiuta e se c'hai fame te damo da mangiare. Se vieni qui tu stai in famiglia, entri in un bar, so tutti amici tua, non li conosci e sentirai, le raccontai un po' dei cazzi tuoi. Son nato qui, son nato a Roma e quanto l'amo solo Dio lo sa. La gente qui è tanto buona, una mano stringe e l'altra te la dà. Noi siamo un po' come sti gatti che casa nostra è tutta la città, un po' signori e un po' coatti, te ce mandiamo e tu sai dove andare e vai va. Son nato qui, son nato a Roma, bella la gente, bella la città, chi viene qui poi si innamora, o ci rimane o non se ne torna. C'è chi se perde, chi ci ritorna, come la donna che te scontri mai e che per sede fatti le corna, però lo sai che ci ritornerai. Son nato qui, son nato a Roma, città decore e generosità, la gente qui è tanto buona, ma no cogliona, son nato qui e questa è Roma, l'unica donna che non te lascia mai, come mia madre me l'assomiglia, non la tradisco e non la scordo mai. Son nato qui. Buon proseguimento, ciao, ciao Daphne! Grazie, grazie Stefano. È stato un piacere. Grazie. È stato un piacere stare qui con te. Ci vediamo alla prossima edizione di Mille Voci e poi al lancio del nostro videoclip. Certamente. Grazie ciao. Stefano, grazie ciao maestro. A tutti, ciao. Grazie. Grazie.
quindi grandi ospiti in questa edizione del Daphne and Friends. E ho avuto anche il piacere di ospitare appunto un autore così romano come Stefano Borgia. Ora però, andando avanti nel mio percorso musicale, Gianni Turco si è messo in testa qualche tempo fa di provare a farmi cantare in lingue diverse. Oltre ad avermi istruito al napoletano, alla lingua napoletana, ha detto beh, dobbiamo provare anche altro, e quindi ci siamo avventurati nella lingua spagnola e nello spagnolo. E abbiamo scelto un brano che è un brano molto romantico, molto bello, molto famoso in Spagna, che è un brano che parla proprio di questa storia d'amore che poi in qualche maniera dimostra che l'amore dura in eterno, anche al di là della vita e della morte. E quindi mi sono cimentata in Historia de un amor. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Renato e Ilaria. Grazie. Le coreografie sono di Lucia Latini e Gianni Teofani, coadiuvati dalle figlie Francesca e Federica. Quindi io voglio ringraziare la Lucy Dance di Rocca Priora per queste coreografie e per avermi accompagnato nel corso di questo speciale. Ora, un altro personaggio importante, un cantante importante della musica leggera italiana, famoso in Italia e nel mondo. Lui anche canta in più lingue, un cantante che io, lo devo sempre dire, io ascoltavo questa musica da ragazza, mi ricordo che eravamo sul lungomare a Bordighera e quando ero ragazza io non si andava in giro con i telefonini e le cuffiette, per sentire la musica sul lungomare bisognava portarsi lo stereo gigante con le pile, no? Quindi te lo portavi, te lo caricavi e ti divertivi con gli amici. E io con questi amici ascoltavamo le sue canzoni. Ora ho avuto il piacere di averlo ospite nella seconda edizione del Daphne & Friends e ho il piacere di averlo ospite anche in questa edizione e devo dire che lui è una persona di una carineria, è una bella proprio persona con la quale mi sono trovata benissimo e che è stato di una gentilezza enorme perché oltretutto si è anche lasciato un po' corrompere, perché quando dovevamo scegliere la canzone per fare questo duetto, io ho ascoltato una delle sue canzoni, mi sono innamorata di questa canzone e ho detto dai, facciamo proprio questa, perché mi piace molto, secondo me racconta veramente la storia di quelle coppie che sono sempre molto indaffarate nella vita, nel lavoro, a crescere i figli e poi a un certo punto si trovano sole in casa ed è una cosa che non succede mai e quando succede bisogna cogliere l'occasione. Lui è stato carino, ci ha pensato, ha detto vediamo, sì, forse si può fare. Abbiamo creato questa versione e abbiamo creato anche una piccola scena per voi per accompagnarci in questa Ho bisogno d'amore. Soli, non succede quasi mai. Questa vita folle corre come il vento, scolora sentimento. Soli, questa sera soli noi. L'occasione unica, metti un po' di musica, poi scordiamo tutti qua, da quanto tempo oramai non dici che mi vuoi. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì tra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore morire dentro di te. Soli, due ragazzi adulti ormai, qui a sfogliare nomi e facce di chi amiamo, coi sogni in agguato. Soli, non ne approfittiamo mai. Sai che per me sei l'unica, che per me sei splendida. Spegni qualche luce e poi tienimi stretto così.
e dillo che mi vuoi. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì tra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore e morire dentro di te. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì fra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore e morire dentro di te. Grazie. Ma grazie a te. Grazie. Grazie. Un gentleman. Grazie. Grazie. Allora, una persona squisita e tutte le donne in studio e a casa mi hanno invidiata. Oh. Però devo dire una cosa. Ma come l'hai cantata bene questa mia canzone, brava. Grazie, brava, grazie, brava, sono molto contenta. brava. Però voi avrete riconosciuto il nostro Michele. Grazie. Allora, mi avvicino per riprendere il microfono perché il nostro Michele non può andarsene senza averci omaggiato di un suo successo. Voi dovete sapere, Michele è stato ospite a Mille Voci quest'anno, certo. La 15ª edizione di Mille Voci. Hai presentato anche il tuo nuovo disco perché lui scrive delle canzoni, anche autore, oltre che essere interprete di musiche ballabili. Un bellissimo disco che si può tra l'altro anche ascoltare sulle piattaforme. Si può anche acquistare. Si può anche acquistare. Da buon genovese. Giustamente cominciamo a battere cassa. E in questa occasione Michele invece ci canta una canzone per, come dicevo prima, dimostrare che canta in tutte le lingue. No, c'è un motivo. C'è un motivo, vai. Questa è una canzone che io ho inciso negli anni 70, dopo Caminato, e gli autori sono Oscar Prudente, Lauzi e Mogol, e la portai a Canzonissima, ma non fece granché, 45.000 copie. A quei tempi non era un successo, era un fiasco. Pensa un po'. Poi sto pezzo è andato a finire in Sud America, hanno fatto una versione in spagnolo e adesso c'ha 120 milioni di visualizzazioni. Ecco, appunto, tanto insomma per rimanere... Quindi allora io ho detto, un momento, allora, visto che l'ho lanciata in italiano, la faccio anche in spagnolo. Giusto, giusto. Quindi, con piacere e con grande onore, il nostro Michele, vediamo se la pronuncio bene, con Te juro che te amo. Michele! Te juro que te amo. Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo
Te juro que te amo, ahora estás llorando, más por qué llorar. Si es que tú volverás y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro que te amo, tu nombre estoy gritando, el tren está partiendo, no me escucharás. No te escucharé. ¿Qué falta tú me harás? ¿Qué falta yo te haré? Contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Grazie. Grazie. Che eleganza. Grazie. Grazie di essere stato con noi per questo Daphne and Friends. Io sono stato molto felice di essere qui. Anch'io tantissimo. Onorato e... Grazie veramente tanto. Ci vediamo alla prossima edizione di Mille Voci. Senz'altro. Perché questa cosa la dobbiamo rifare, perché secondo me è venuta proprio carina. Poi mi farò venire in mente qualche altra idea. No, non è una Non brutta era idea, male, però, dai, no, siamo stati bravi. Quindi. Dai. Grazie mille. Michele! A voi. Tengo io il microfono. Grazie. Ciao. Bene, stiamo arrivando quasi addirittura d'arrivo di questa terza edizione del Daphne and Friends. Io sono contentissima, felicissima di avere tutti questi friends insieme a me e di potervi presentare i brani che sono contenuti nel prossimo CD in uscita entro la fine dell'anno. Ora, sempre rimanendo in tema di cantare in lingue diverse, Gianni Turco, non contento di aver provato a farmi cantare in spagnolo, ha detto adesso proviamo anche una variante. Voi dovete sapere che Gianni vive per alcuni mesi della sua vita in Brasile, ha una moglie brasiliana e è stata così carina sua moglie da darmi ripetizioni di portoghese. E quindi ho provato a cantare questa canzone in portoghese per tutti i nostri fan in Brasile, perché Gianni è riuscito anche a portare il nome di Daphne in Brasile, per cui ho dei fan anche brasiliani, quindi li voglio salutare e ringraziare. Questo è un brano
di Roberto Carlos, un brano molto famoso in Brasile. Vi faccio il paragone, un po' come se stessimo parlando di Nel blu dipinto di blu qui in Italia. È un brano che lui ha scritto per la moglie dopo averla persa, quindi un brano romantico, una storia d'amore. Como è grande un meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem mais estrelas, nem mesmo o mar é o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Renato e Claudia, grazie. Bravissimi anche questi ballerini, facciamo loro un applauso che sono veramente splendidi, i ballerini della Lucy Dance. Loro fanno anche gare in giro per l'Italia, per l'Europa, quindi sono stata molto fortunata ad averli qui con me, grazie. Come sono fortunata ad avere con me i miei friends e adesso, ultimo ma non per importanza ovviamente, è lui, un Friends che è diventato Friends veramente nella vita, perché ci siamo trovati benissimo insieme, è nata una bellissima amicizia con lui, con sua moglie, lo posso dire che insomma ci incontriamo, ogni tanto ceniamo insieme, insomma così, quindi ci piace stare insieme perché abbiamo tante cose in comune. Io poi da sua moglie ho preso ripetizioni di francese perché ormai mi sto attrezzando in tutte le lingue per poter cantare varie canzoni, quindi sono molto contenta di avere qui con me un principe,
un principe dei fotoromanzi. E anche qui devo pensare alla mia mamma, perché la mia mamma li leggeva i fotoromanzi, erano in giro per casa, noi vedevamo questi fotoromanzi della Lancio. A mia figlia ho dovuto spiegare che cosa fosse un fotoromanzo, perché ad oggi i ragazzi di oggi a 14 anni non ne hanno mai visto uno, quindi poi le ho fatto vedere, guarda che questi sono i fotoromanzi. E lui era il protagonista, il bellone di questi fotoromanzi. Poi a un certo punto, così, ha deciso che voleva provare a fare il cantante. E voi direte, vabbè, gli è andata male. E no, gli è andata benissimo, perché come ha cominciato a cantare, ha vinto premi, ha vinto festival, quindi ha cominciato a riempire le piazze, ragazze e donne innamorate di lui. Io dico sempre che me lo tengo stretto, perché anche lui è molto famoso in Brasile, ho scoperto, quindi stiamo cercando di un po' metterci d'accordo per corrompere Turco e farci portare in Brasile a fare qualche concerto, che mi sembra un'ideona. Quindi vi presento il mio amico Franco Dani! Grande Daphne, anzi, allora, Daphne ha fatto applaudire tutti gli artisti, sono passati fino adesso. Sei bravissima! Grazie! E quindi grandissimo applauso, grande per Daphne. Grazie. Devo dire, come hai detto prima, ti stavo ascoltando, ormai ci conosciamo, stiamo insieme. E sei stata per me una grande sorpresa, perché il giorno che ci siamo conosciuti, ti ho ascoltato, te l'ho detto. È vero. Anche perché hai condotto l'edizione precedente di Mille Voci. Sì. E che ti ho detto che sei stata bravissima, sia come conduttrice che come cantante. Sì, è vero. È stata una grande rivelazione. Grazie. Veramente. Grazie Franco. Anche adesso stavo seguendo. Sta andando sempre di più alla grande. Meno male. E poi abbiamo il nostro Gianni Turco che controlla dalla regia che tutto vada nel miglior modo possibile. Capito, quindi ci siamo arrivati. Siamo arrivati a te, al tuo momento. Voi dovete sapere che Franco ha cantato delle canzoni che sono diventate famosissime, no? Aspettami, Piccolo amore mio, hai vinto premi. Ma la cosa che mi piace di più è che tu riesci a rinnovarti, anche a rinnovarti nella musica. Voglio dire, hai fatto un disco recentemente dove ci sono tutta una serie di canzoni anche riarrangiate, moderne, con un linguaggio attuale. Di riarrangiamento abbiamo ospite stasera Roberto Russo, maestro. Ringraziamo il maestro Russo, che è Roberto Russo, che è l'arrangiatore di tutte le mie canzoni, ultime canzoni. Allora, Daphne, tu devi capire che hai raccontato dai fotoromanzi, sei partita dai fotoromanzi, da quel bel periodo che è stato fantastico, da quel bel periodo ad oggi io mi sento sempre giovane. Oh! Ed è anche la musica! È la musica che a tenerti giovane. È vero, è la musica che ci dà una grande energia e che fa bene a noi che cantiamo e a voi che ci ascoltate, perché la musica quando è bella, funziona, anche chi l'ascolta rimane in piacevole ascolto. Grazie a Franco e che come dici? Grazie di queste parole e soprattutto della tua presenza qui. Ora, in tema di cantiamo in varie lingue, cantiamo l'amore in tutte le lingue, in tutte le salse, alla fine anche Franco si è adattato. E quindi ha deciso di interpretare questa canzone. Io devo dire il titolo, però voi sapete che con Franco, chi ci segue lo sa, noi abbiamo un piccolo giochetto, quindi quando ci diciamo dei titoli delle canzoni che sono un po' così, ci guardiamo negli occhi e facciamo questa sceneggiata qua. Quindi io adesso lo guardo e dico il titolo di questa... Lo dici tu a me? No, e quando mi ricapita! Va bene. Dico io sì, ti prego, mi raccomando. Allora, Turco... Qui, capisci? Facciamo come faceva Funari. Turco, allora, questo qui. è il mio ultimo singolo, scritto da Mosello Lancioli, arrangiato da Roberto Russo. Adesso ti guardo negli occhi, che hai due occhi splendidi. Non mi guardare così, perché se non riesco a dire... Ti amo, je t'aime, I love you. Franco Dani!
Dicono che il tempo cambia anche il respiro, ma lo sguardo tuo mai. Sei come quando un giorno mi hai dato quel profumo che solo chi ha un futuro può regalare al mondo e a me. Baci e poi sorrisi, si cammina insieme, la tua mano nella mia. Sulla strada i nostri cuori un po' bambini, sempre accanto più che mai. Poi riguardandoti mi sento sempre più un guerriero che non si lascia mai sconfiggere dai giorni e ti ripete sempre: ti amo, je t'aime, I love you, lo grido forte perché è così. Ti amo, je t'aime, I love you, perché ti piace sentirlo dire. Ti amo, je t'aime, I love you, e ti ringrazio per quello che mi hai dato e mi darai, oltre la vita e oltre a noi. E chi non crede ai sogni non sa cos'è l'amore, e chi non ha mai pianto, non ha abbastanza amato, non ha mai dato niente. La parola amore oggi si sussurra come fosse una bugia. Non me ne vergogno, ma per me è diverso, ti amo e a tutti griderò. E questa è vita se c'è anima e calore dentro, ed ogni attimo sarà un tuo regalo, e voglio dirti ancora: ti amo, je t'aime, I love you, da quando esisti nella vita mia. Ti amo, je t'aime, I love you, perché è soltanto la verità. Ti amo, je t'aime, I love you, finché la voce mi accompagnerà. Ti amo, je t'aime, I love you, e si apre il mare davanti a noi. E a chi mi chiederà qual è il segreto mio per fare in modo che sia vivo il nostro amore, bastano 3 parole. Perché è così. Ti amo, je t'aime, I love you, perché ti piace sentirlo dire. Ti amo, je t'aime, I love you. Grazie, grazie. Franco, che meraviglia! Adesso dobbiamo raccontare un altro piccolo aneddoto. Sì. Franco Lo racconti tu o lo racconto io? Un po'. Facciamo insieme, dai. Allora, noi volevamo cantare una canzone insieme e quindi stavamo cercando questa canzone. Sì. Allora, Gianni. Sì. Gianni che Sì. mi ha detto: Franco, devi cantare una canzone con Daphne. Allora, quindi non la stavamo cercando, c'è stata imposta. Sì. Bene, imposta la canzone per cui dovete fare questo duetto, abbiamo cercato il brano e nel cercare il brano abbiamo guardato un po' nel repertorio di Franco. E Franco mi ha fatto sentire una canzone e io ho detto: guarda, non se ne parla perché lui cantava questa canzone con Insieme, una soprano. Sì, una soprano, Dominique Zamara, e devo dire che tu mi hai detto: non so se riuscirò a cantarla. Infatti ho detto proprio così, quindi ho detto: guarda, non credo che sia proprio il caso. E invece poi ci siamo riusciti. No, ma è stato bello, io mi ricordo adesso, a parte tutto, quando l'abbiamo cantata la prima volta. Ah, beh.
Allora, e devo dirti Sì. che sei stata fantastica e meravigliosa a cantarla, perché hai dato veramente a questa canzone un sapore diverso da come l'ho cantata insieme a Domenica Zammara. Lei è soprano, quindi è partita con questa voce, tu eri preoccupata, però dopo l'hai cantata in un modo veramente bellissimo, che mi ha emozionato, e ci siamo Infatti messi quando l'abbiamo cantata per la prima volta al tuo primo allo speciale dell'anno scorso. Sì. Mentre ci guardavamo, io mi sono talmente emozionato, lei si è emozionata e avevamo tutte e due le lacrime agli occhi. Sì, proprio è una cosa che succede spesso quando cantiamo questa canzone. Adesso ovviamente ve la facciamo sentire, la riproponiamo, cerchiamo di compattarci. Però la canzone inizia con Franco che canta e poi entra la voce di lei. È una canzone molto bella che parla proprio della speranza, dell'amore, è questo inno alla vita. E ogni volta che la facciamo mi viene in mente un po' quella scena di quando Fausto Leali e Anna Ox cantarono insieme a Sanremo, perché lui cantava qui e poi lei appariva. piano, Quindi certo. adesso facciamo questa cosa, ce la stiamo organizzando così, Gianni Turco starà dicendo le peggio cose. Quindi adesso facciamo questa cosa, che tu rimani qui, canti, io vado lì, quando tocca a me poi faccio questa entrata, capito, così un po', vabbè, così, va bene. La canzone è intitolata La voce mia, scritta sempre da Mosello Lancioli e arrangiata sempre da maestro Roberto Russo. Vai. Io per te gridare il nome tuo. Io con te non avrei dubbi e paure, ma soltanto raggiungerai, che il sogno sono io e credo alla tua fede, ma c'è qualcuno accanto a te che non mi vuol vedere perché non sente niente. Sarai la voce mia per lui, sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita. Tu stai lì, non svanire, non mi lasciare proprio quando sto lottando. io so che cosa son per te e quanto sai di me nella mia lunga storia. Vedrai che prima o poi sarai insieme a queste mani che stringerai sul cuore. Sarai la voce mia per lui, Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà, ritornerà anche il sole, ritornerà la vita.
insieme a queste mani che stringerai sul cuore. Sarai la voce mia per lui. Sarà la voce mia la forza, e allora tutto cambierà. Ritornerà anche il sole, ritornerà la vita. Tu per me la voce mia sarà. Beh, devo dire che mi emoziona ancora, è la terza o la quarta volta che la cantiamo, però c'è sempre questa emozione che ci prende, anche perché questa canzone, come ha detto prima Daphne, è un inno alla vita, e credo che abbiamo tutti bisogno di avere speranza e credere ancora in quello che ci aspetta il domani, e credo che questa è la canzone forse per me molto importante. Assolutamente e sono felice, grazie Franco. sono felice di averla cantata con te. Anch'io. Franco Dani, grazie. Bene, diamoci un'aggiustata, perché l'emozione è tanta. E adesso la situazione non migliora, tutt'altro, va peggiorando, lo dico subito. Peggiora perché siamo arrivati verso la fine di questo terzo speciale e io ho l'ultima ospite, l'ultima Friends. Lei mi ha accompagnato anche negli altri speciali, ha partecipato a tutte le edizioni, in questo periodo è cresciuta anche musicalmente, quindi si sta impegnando, sta studiando per migliorare in questo campo e io sono molto emozionata e onorata di presentarla, perché lei, è vero che ogni scarrafone è bella a mamma sua e quindi questo lo mettiamo avanti, ok? Però è anche vero che bisogna essere anche un po' onesti con se stessi e io forse le faccio sempre troppi pochi complimenti, mentre lei se ne merita moltissimi perché è una ragazzina splendida, mi sta venendo su, devo dire discretamente, è molto saggia ed è una ragazza che sta affrontando la vita col sorriso, che credo che sia la cosa più importante di tutte. Quindi io la ringrazio moltissimo per essere quello che è, per l'aiuto che mi dà anche in queste occasioni, quando facciamo questi spettacoli, quando siamo in teatro, perché mi accompagna sempre con tanta dedizione. Avrete capito, per chi ci conosce, che è il suo momento. Non posso dire più che è la mia bambina, perché non è più una bambina, però tutti sanno che i figli sono pezzi di cuore e restano piccoli anche quando diventano proprio grandi, quindi la mia Esther D'Annunzio! Buonasera a tutti. Bene, sei pronta? Ok, emozionata? Sì. Un po'. Bene, Esther è stata con me finora dietro le quinte ad aiutarmi in tutto e per tutto, mentre adesso è arrivato il tuo momento, quindi come ti dico sempre, goditela e divertiti, perché sei bella e sei brava e hai questa occasione di farlo vedere a tutti, quindi divertiti. A voi, Esther D'Annunzio con Dimentico Tutto. Il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada, qualcosa ti inventerai, non la vedi in me la tua strada. E quando ti accorgerai, ti sembrerò un'altra storia, quella che lascerai e non si toglie più l'odore della paura, a meno che tu non
non ricordi com'era. Può stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti? Sopra un mare di specchi si vola. Il tramonto lo guarderai come fosse l'ultimo al mondo, e negli occhi che rimarrai come fossi l'unica al mondo. E se il tempo lo stringi in mano, il giorno dura un secondo, tu sempre più lontano, e tutto il bene sei tu, perché il destino ci spezza e perché non vuoi più nessuna tristezza. Può stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti? Sopra un mare di specchi si vola. Io, lei, voi, la mia vita e la tua vita, qui morirei domani, dai, non dire così. Guarda, in alto con la testa, fammi di sì, qui, ora, adesso, poi, so che cos'è che vuoi. L'alluvione su di noi, stringimi più che puoi, fuori il tempo sta finendo, non parlare se non vuoi. Chiudi gli occhi e d'ora in poi, d'ora in poi. Può stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti? Sopra un mare di specchi si vola. E intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti? Sopra un mare di specchi si vola. Grazie. Ester! Sei stata splendida. Grazie. Splendida, grazie. Veramente tantissimo. No, adesso non piangiamo, basta. Fine. Ok, grazie. Ciao. Ester D'Annunzio. Con rammarico siamo arrivati alla fine di questa edizione del Daphne and Friends, di questa terza edizione. Sono contenta veramente tanto e vorrei ringraziare tutti gli ospiti che mi hanno accompagnato in questa edizione, quindi tutti coloro che hanno condiviso con me questa puntata, quindi vorrei ringraziare Giovanna, vorrei ringraziare Michele, vorrei ringraziare i cugini di campagna, Stefano Borgia, Franco Dani e mia figlia Ester D'Annunzio. Li ho detti tutti, vero? Michele, ok? L'ho detto, guarda che non stanno attenti questi, L'ho detto, vi siete distratti. Stefano, l'ho detto, sì, li ho detti tutti. Mo li ridico. Allora, vediamo se siete stati attenti. Vediamo, andiamo per ordine. Ci sono stati i cugini di campagna e facciamo l'applauso. C'è stata Giovanna. Abbiamo avuto Angelo Petruccetti della Little Tony Family. Abbiamo avuto Stefano Borgia. Abbiamo avuto Michele
Abbiamo avuto Franco Dani e Ester D'Annunzio. Bene, poi andiamo ringraziando tutti i ballerini della Lucy Dance che mi hanno accompagnato. Grazie a Lucia Latini, a Gianni Teofani, a Francesca, a Federica per queste coreografie, per avermi accompagnato durante questo speciale. Sono stati bravissimi, molto professionali, sono stata molto contenta, grazie. Poi vorrei ringraziare i miei coristi, Danilo Iannacci, Emanuela Rosati e Fabio Poli. Grazie. Vorrei ringraziare tutto lo staff tecnico, quindi facciamo noi un applauso a voi. Tutti i cameraman, fonia, luci, tutti quelli che si sono prodigati per la buona riuscita di questo programma, quindi grazie veramente a tutti bravi. Oh, se lo dice il turco! Ottimi professionisti. Oh! Torneremo in questo studio volentieri. Grazie, sono contenta, ci siamo trovati veramente benissimo, quindi grazie. Guardate che il turco è un tipo difficile, se dice questa cosa vuol dire che la pensa veramente, perché dice sempre quello che pensa oltretutto. Per cui grazie, se l'avete fatto contento avete fatto contenti tutti. Andiamo avanti con i ringraziamenti. Vorrei ringraziare la persona che mi sopporta nella quotidianità e mi ha supportato in tantissime cose nell'organizzazione di questo speciale, che è Antonio Domenicone. Grazie. Eccolo là. E qui scatta il ringraziamento con la lacrimuccia. Annunciato. Mi tratterrò, io ti sorprenderò, turco, riuscirò a trattenermi mentre parlo di te. Quindi, a colui al quale devo tutto questo, a Gianni Turco, che è produttore e regista del Daphne & Friends, che è produttore di Mille Voci e che ha scommesso su di me per la presentazione di Mille Voci, sia nella scorsa edizione, pare che ci ha preso gusto e quindi pure nella prossima. A colui che ha prodotto il mio disco, che produrrà anche quello che uscirà, ma soprattutto a una persona che io ho avuto una grande fortuna, ho avuto la grande fortuna di conoscerti, Gianni, ma soprattutto tu sei riuscita a tirar fuori, a darmi questa possibilità di tirar fuori quelle che erano le mie doti, no? Canore, di presentazione, di organizzazione, e se non fosse stato per te tutto questo non sarebbe potuto succedere, quindi io veramente ti devo moltissimo, sai che hai tutta la mia stima e la mia gratitudine e il mio affetto, quindi veramente, Gianni, te lo dico col cuore, ti ringrazio tanto, tanto. Grazie. Grazie. E devo dire che è valsa la pena. Brava. Grazie. Non ci sono riuscita, mi sto cercando di trattenere, mi cola il trucco, mi si stanno inumidendo gli occhi. Respiro profondo e un grande ringraziamento a tutto il pubblico che ci segue, al pubblico qui in studio. Grazie. 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 Qui c'è lo zampino di Gianni su questa storia dei fiori, vero? Perché lui è un signore, quindi è molto carino, perché anche quando faccio gli spettacoli teatrali o dopo gli speciali, sa che insomma è bello ricevere i fiori. Le donne ogni tanto dicono che non è vero, no, ma sai, i fiori, io se li ricevo sono contenta, sì, grazie. ma voi devi cantare grazie dei fiori. Grazie dei fior, tra tutti quanti li ho riconosciuti. Ti pareva che non la sapevo, vedi che invece la so? Ti è. So solo questo pezzetto. Bene, detto questo,
Grazie dei fiori, grazie veramente tanto, grazie del pensiero Gianni, e stavo ringraziando lui, ringrazio anche tutto il pubblico che ci segue da casa e che è la nostra forza. Quindi grazie a tutti voi che ci seguite, che ci tenete compagnia, che ascoltate le nostre canzoni e che rendete grande questa produzione. E adesso io chiedo gentilmente grazie. Questi tornano poi però, ecco, perché siamo pronti per il gran finale e finiamo in realtà come abbiamo iniziato, però questa volta vi voglio vedere battere le mani e cantare e fare il coro insieme a noi, perché siamo stati in una trasmissione splendida, piene di stelle. Io sono stata la star di questo Daphne & Friends, ma sono stata circondata da tantissime stelle da voi, e quindi siamo noi tutti figli delle stelle! Riflessi sulle onde scivoliamo, come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazzo, ciao, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
Grazie a tutti, alla prossima edizione. Grazie. Grazie a tutti!